Fare rete per dare un supporto alle famiglie e ai pazienti affetti da Alzheimer. E questo è il tema del convegno Progetto Alzheimer che si è svolto ieri sera presso la Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara. L'iniziativa è dell'associazione Alzheimeriani Non Più Soli, presieduta dal dottor Giuseppe Provenzano e composta da vari professionisti che operano nell'ambito medico e non solo in questo delicato settore dell'Alzheimer e delle demenze. Un indispensabile e prezioso supporto ed aiuto non solo rivolto ai pazienti, ma anche e soprattutto alle loro famiglie. Sentiamo in merito il presidente dell'associazione, il dottor Giuseppe Provenzano. Oggi abbiamo affrontato questa tematica che credo che sia di importanza notevole, perché consente appunto di dare sostegno alle famiglie, perché dopo una diagnosi di Alzheimer si trovano in una fase di smarrimento, quindi hanno necessità di capire quale possa essere il percorso, quale possa essere l'aiuto, quali possono essere gli indirizzi utili per assistere al meglio il proprio familiare. Che cosa è scaturito da questo incontro di condivisione? Abbiamo sicuramente scambiato molte informazioni, ma soprattutto faccio un esempio banale: un paziente alzheimeriano che si reca al pronto soccorso non è in grado di poter esprimere o dire la propria terapia, per cui sarebbe interessante fare un fascicolo elettronico in modo che nel caso dovesse recarsi in un nosocomio qualsiasi si possa sicuramente scoprire la terapia che lui pratica e non avere difficoltà nel proseguo delle cure. C'è sinergia, c'è condivisione tra le associazioni e quello che offre il Sistema Sanitario Nazionale? Allora, il discorso è semplice: c'è sinergia tra le associazioni, ma il modello assistenziale dei pazienti affetti da patologia dementigena è veramente non appropriato, perché il paziente alzheimeriano non pensa alla sua visita di controllo, il paziente alzheimeriano non pensa ai controlli, il paziente alzheimeriano non pensa allo suo stato di malattia. Allora per assisterlo bisogna pensare. E la famiglia è in primo piano? Quando la famiglia c'è, però il problema bisogna anche immaginarlo nel caso in cui non potessimo noi avere un supporto familiare. Lì la cosa si complica notevolmente, perché indubbiamente in quel caso lì la nemica solitudine è veramente drammatica. Subentrano alle famiglie allora le associazioni? Subentrano le associazioni, subentrano le nostre risorse, subentrano il nostro aiuto che sicuramente siamo disponibili a dare.